Benvenuti, tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle novità del Napoli. Forza Napoli! Elgif Elmas si è ripresentato ai tifosi azzurri, rilasciando alcune dichiarazioni sui profili social dell'SSC Napoli. Provo un'emozione unica. Indossando questa maglia ho vissuto la gioia più grande della mia carriera, ovvero vincere lo scudetto. Per me Napoli è speciale. Qui sono diventato uomo e ho capito cosa significa indossare la maglia azzurra. È un'emozione unica. Ci sono persone che vivono per questa maglia e darò tutto me stesso, come ho fatto in passato, per ripagare l'affetto dei tifosi. Entrare nello stadio di Maradona è un'emozione. La spinta dei tifosi, il viaggio verso lo stadio, è qualcosa di unico. La passione dei tifosi è travolgente e il loro sostegno mi ha aiutato molto in questi anni. Tornare a Napoli è come tornare un po' a casa. Ho tanti amici qui e rivedrò i miei cari. Voglio ripagare l'affetto dei tifosi sul campo, che non è mai mancato in questi 2 anni lontano da Napoli. La Stella Macedone ha già indossato la maglia azzurra per 4 stagioni e mezzo, dall'estate 2019 a gennaio 2023, disputando 189 partite, segnando 19 gol e fornendo 11 assist. Elmas ha vinto la Coppa Italia con il Napoli nella stagione 2019-20 sotto la guida di Gennaro Gattuso e, soprattutto, lo scudetto nel 2022-23 sotto la guida di Luciano Spalletti. Il suo contributo a questi successi è stato prezioso. Elmas ha sempre espresso il suo affetto per i tifosi del Napoli, tanto che, a 3 anni di distanza, la sua immagine del profilo sui social media mostra ancora una maglia del Napoli che bacia il tricolore, come ai tempi dell'Ipsia e del Torino. Ora, con questa lettera su Instagram, ricorda a tutti il suo forte legame con il club e la città. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Un bel nome per il Napoli? O no? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Grazie.